Domenica 22 aprile, presso il Palasport di Fossò, si è svolto l'ultimo atto del campionato provinciale FIPAV Under 13 femminile di Padova. Volley Salese e Comitense si sono sfidate nella finale per il titolo. Le due squadre hanno sviluppato un livello di gioco superiore a tutte le altre compagini incontrate durante le qualificazioni. Nel match decisivo, la Comitense ha prevalso dimostrandosi più incisiva in attacco. A onor del vero, va detto che la Salese è stata in vantaggio per l'intero primo set, forte di schemi meno complicati rispetto alle avversarie. Ma nella fase cruciale qualche errore di troppo è stato fatale, fissando il finale del primo parziale sul 26-24 per la Comitense. Nel secondo set la Comitense ha letteralmente dominato e si è portata a casa il titolo che inseguiva da diversi anni. Noi ci abbiamo creduto, fin dall'inizio che abbiamo iniziato a allenarci in palestra, duramente le ragazze hanno lavorato senza mai tirare indietro. Abbiamo fatto allenamenti anche di 3 ore durante il giorno, nelle settimane, sono cresciute sempre di più. Penso che ce lo siamo proprio meritate, ci hanno creduto dall'inizio fino alla fine, tant'è vero che abbiamo iniziato con questa squadra salese, avevamo perso 2-1. Siamo arrivati alla fine e abbiamo vinto 2-0, vuol dire che siamo cresciute proprio come squadra. La squadra è bellissima e conto di fare veramente bene alle regionali perché sono ragazzine che hanno tanta voglia di crescere sicuramente. Che dire, finalmente prima, sono sempre arrivata qua davanti da seconda, da quarta, finalmente prima e penso proprio di essermelo meritato. Questa vittoria ce la siamo meritata. E l'abbiamo anche voluta perché abbiamo lavorato anche in palestra tanto e alle regionali faremo ancora meglio e ci impegneremo ancora di più tanto e dobbiamo anche dire grazie alla nostra allenatrice che c'è anche in palestra, è stata anche con noi e ci ha anche sopportate e anche sostenute. È stata una stagione veramente entusiasmante quest'anno, dire la verità noi sono 3-4 anni che abbiamo iniziato a lavorare sul settore giovanile veramente in maniera intensa perché abbiamo visto che da là dobbiamo trarre il futuro della società. Nonostante questo quest'anno siamo andati bene anche con le altre squadre, abbiamo raggiunto la Serie D con la prima divisione. Con questa Under 13 diciamo che fin dall'inizio ci abbiamo creduto. Abbiamo ragazzine che hanno giocato anche in finale, 3 ragazzine del 2000, ne abbiamo 4 fra le 12 e diciamo che grazie all'Ornella e a quanti ai collaboratori che hanno aiutato in tutto abbiamo ottenuto questo risultato che per noi è una cosa indispensabile perché ci dà delle grosse soddisfazioni per continuare ad andare avanti. Adesso andiamo ai regionali, è una prima esperienza per noi, speriamo di far bene, le ragazze le vedo convinte, poi logicamente bisogna scontrarsi con le altre realtà e quindi sarà anche un'esperienza molto utile per loro per poter proseguire per l'anno prossimo, speriamo l'anno prossimo di ritrovarci. Il volley salese, pur sconfitto, accede alla fase regionale. Un'esperienza bellissima, un secondo posto meritato e speriamo che per la prossima volta sia un primo posto. In questa partita ci siamo impegnate, siamo state bravissime, anche se abbiamo perso, vabbè non importa, ci rifaremo la prossima volta. Ci siamo trovate bene già dall'inizio, tutte unite e finalmente passiamo alle regionali per diritto. Purtroppo insomma, il risultato non è stato quello che ci aspettavamo, però su uno scontro finale c'è sempre un secondo posto. Abbiamo ancora altre possibilità a giocarci alla fase regionale. Comunque insomma, ci sono altre realtà anche all'interno del volley salese che stanno facendo degli ottimi risultati e stiamo aspettando appunto di raccogliere a fine della stagione. Nella finale, per il terzo e quarto posto, il volley Fratte Young ha sconfitto per 2-1 l'Esedra Don Bosco, aggiudicandosi l'ultimo passo per la fase regionale. Comunque, la quarta classificata non è affatto dispiaciuta del risultato. Siamo molto felici del risultato che abbiamo ottenuto perché è stata proprio una scommessa. L'anno scorso avevano fatto il campionato Under 13, purtroppo arrivando penultime, quindi si è dovuto lavorare tanto con molta umiltà, l'hanno fatto tutte, mi hanno seguito veramente sia me che l'altra allenatrice. Sono felicissima di questo gruppo, un gruppo meraviglioso, veramente molto generoso, mi hanno sopportato e non è cosa da poco. Sia me che l'altra allenatrice siamo felici, stiamo crescendo e dovranno crescere ancora molto perché avete visto, come abbiamo potuto vedere, le altre sono decisamente più forti di noi, anzi complimenti alle prime 3. Alle squadre qualificate alla fase regionale un grandissimo in bocca al lupo da InVolley.